questo malotempo? Sì. Che abbiamo sembrato in primavera? No, non abbiamo sembrato proprio in inverno, proprio in autunno, ma di beh. quello... E quindi dopo paese, Sì. Gino, che è uno che si è muoto sempre con motorino, sempre. Con questo freddo che c'è stato all'improvvisare, senza giubbotto, senza cappotto, senza niente, sopra un motorino, che fece? Pigliava la giacca e si mise al contrario. Si azzeccava i maniche così, in modo che a tavolo petto ce l'aveva commigliata. Giusto? Giusto? La tavolo petto è bellissima. A tavolo petto io lo trovo... Sì. Ce l'aveva commigliata. Un modo di dire meraviglioso. E se la fece abbottonare di dietro, sì. Poi si carcava il cappello, sì. E partiva. Sì. Partiva acqua, vento, freddo, caruso, non va a sbandare in una curva. Che mi uscivo fuori a strada e torotopate a mezzo giardino d'aragne, arrozzoleavo. Un incidente di quelli seri. Sì. Così piano piano. Così ci si trovava già. No, scusi, lei non è che però per liberarsi e per uscire da questo cul-de-sac imbroglia le parole. Lei, se si trova in un cul-de-sac, ne deve uscire. Lei in questo momento è in un cul-de-sac. Un cul-de-sac ci sarà lei, io non... Guardi, io non ho detto niente, quindi... Io non ne esco e non ne trasco. Allora, lo dica piano piano. Chi c'era? Chi c'era? Da vicino mio cugino Alfio, che era allatato, che stava facendo 2 gocce d'acqua. C'è l'acqua che ci cascava da sopra, l'acqua che faceva idro, e indise tutto quel... Che cosa? Sgruscio, va bene. Tutto do sgruscio, giusto? E quindi si è precipitato avvicinandomi lui a quello che aveva trovato. Vennero i carabinieri, venne l'autoambulanza, la rosa. Guido era l'unico testimone, testimone oculista che c'era, era io. Era medico specializzato. Quindi giustamente il maresciallo o chiappavo, dice, senta, dice, perché Guido morse. Questo mi dispiace, quindi grave, una cosa seria. Una cosa seria. Addirittura. Poi c'è un maresciallo chiappavo, dice, senta, lei è l'unico testimone oculista, lei deve essere preciso, perché noi dobbiamo mettere nel verbale il movimento tutto totale dell'incidente. Devono ricostruire l'incidente, giusto? Quando lei, ci dice una domanda precisa, quando lei è arrivato nei pressi di questo signor Gino, deceduto. Quando lei ci è arrivato, lui nella sua persona era vivo, era morto, era ferito. E Alfio disse, no, era vivo, io ci ho parlato. Come ci abbassai la testa, mossa. Ma... Ha capito, no?